Non fate il rumore che sta facendo i suoi bisognini. Ma no, cane, mia mogliere. Che se c'era mia moglie qua io potevo parlare con voi. Ave un anno che sono chiuso in casa con mia moglie. Non ce la faccio più. Il governo dice che dobbiamo fare il distanziamento sociale. Mia mogliere si è inventata il distanziamento. Cioè mi piglia, mi chiude in una stanza e non mi fa nascere più. Ma tu non immagini. Tutti si stanno lamentando in Italia che il governo ha diviso l'Italia in zone colorate. Mia mogliere aveva che divide la casa in zone colorate quando ne maritammo. La cucina, zona gialla, si può mangiare fino alle 22. La stanza da letto, zona arancione, si può entrare solo con l'autocertificazione. Il bagno, zona rossa, non si può entrare manco ammazzate. È lavato 24 ore su 24 e c'è mia moglie che sbrizzia acqua tipo pescheria dalla mattina alla sera. Fra tutte le regole che hanno messo in Italia se ne sono dimenticata una, cioè che uomini e donne siamo diversi. Lo dovete scrivere nella legge, nella Costituzione. Gli uomini non ci possono stare con le donne, solo che c'è qualche uomo che ancora non lo capisce, tipo per esempio il signor Pacera del secondo piano, che è scapolo e allora ha scritto su Facebook: cerco moglie. Ha ricevuto 1200 messaggi tutti uguali. Di donne? No, di uomini che ci dicevano cerchi moglie, vuoi la mia, tarugno!